Un saluto a tutti i campanari di YouTube. Mi trovo a Vedasso sul campanile della chiesa di Sant'Antonio Abate. Allora, la chiesa non fa parrocchia in quanto rientra sotto la parrocchia dell'abbazia di San Gallo di Moggio, quindi del comune. Ovedasso appunto è una frazione di Moggio Udinese e la chiesa è stata costruita nel 1343, la vediamo qua sotto, e nel 1976, dopo il terremoto, grazie all'intervento di un bravo parroco, non è stata abbattuta come da volere di alcune persone. Il campanile, non molto alto, ospita 3 campane, come possiamo vedere. Qua abbiamo la grande, qua abbiamo la mezzana e qua abbiamo la piccola. Adesso non ricordo bene i nomi. La piccola so che è chiamata Maria, dedicata a Santa Maria Assunta. La mezzana dovrebbe essere di San Nicolò e la grande dovrebbe essere dedicata a Sant'Antonio Abate, che è il titolare della parrocchia, insieme a San Nicolò, che è il titolare secondario. Allora, la campana grande, che è la più accessibile, mettiamola così, è di GB De Poli, come possiamo vedere dal marchio. Il marchio è intonata Fa3 ed è stata fusa nel 1921, esattamente come la mezzana. La grande porta nota Fa3. La mezzana, come ho già detto, di De Poli Udine, porta la nota Sol 3 calante, un po' calante, ed è appunto del 21. La piccola è la più inaccessibile. Inaccessibile si fa per dire. È stata fusa da Giovanni Battista De Poli, ma è più antica delle altre due, in quanto il marchio non è quello classico con i 2 rettangolini e i 2 cerchietti, ma è proprio scritto GB De Poli Udine, ma non è il classico marchio come si può vedere sul marchio della campana maggiore della mezzana. E l'anno è praticamente illeggibile, è qualcosa tipo 1886. Comunque so che è di prima della guerra, perché è l'unica superstite del concerto originale. Adesso mi sposto di qua che è meno pericoloso, così almeno non ho la botola. E la campana minore, appunto, essendo un concerto in Fa maggiore, porta la nota La 3. Ecco, adesso possiamo sentire il concerto nella totalità. Nel complesso non è un brutto concerto. Ecco, le campane, come potete vedere, sono elettrificate e direi che da qua è tutto per il video delle campane, e c'è un altro video sul mio canale caricato insieme a questo, però sono le campane a tocchi, in quanto era il suono funebre, in quanto mi trovo qua per un funerale. Ecco, ho appena notato che la mezzana si chiama Stefania, scherzavo, quindi la piccola è Maria, la mezzana è Stefania e la grande Antonia. Ecco, grazie mille, arrivederci.